Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, di eseguiti i titoli più importanti del pomeriggio. Rompe il silenzio Paola Pepe, la 58enne accusata di aver ucciso la prozia ad Aci Castello nel Catanese per ottenere la sua eredità. L'indagata, adesso ai domiciliari, ha raccontato la sua versione del pranzo incriminato, dichiarandosi innocente. Ma a contraddire la versione della donna sono state le dichiarazioni rese in fin di vita dall'anziana, come dichiarato dal capitano dei carabinieri di Aci Castello, Domenico Rana, che le ha definite fondamentali per arrivare all'arresto della nipote. Ci spostiamo a Siracusa, dove si riaccendono i riflettori sull'incidente mortale in cui ha perso la vita nello scorso gennaio la 17enne Maddalena Galeano. Il GIP ha rigettato il patteggiamento per la donna che l'ha investita, accusata quindi di omicidio stradale. Il collega ha rischiato di morire, queste le parole con cui Giuseppe Bonsignore, segretario regionale della CIMO Sicilia, si è espresso sull'aggressione di un paziente ai danni del dottore Alfredo Caputo, all'ospedale Cervello di Palermo. In conclusione il meteo, domani cielo soleggiato su gran parte della regione, a eccezione del Nisseno dove sono previste piogge. La protezione civile comunque non ha diramato alcuna allerta meteo. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito e buona serata.